All'interno del workshop Identità e Cultura Veneta abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Guiotto dell'Associazione Veneto Nostro. È nata una collaborazione con il Consiglio regionale del Veneto. Di cosa si tratta? Sì, già da un paio d'anni siamo promotori appunto assieme al Consiglio di un sito interamente dedicato alla lingua veneta, quindi è un patrimonio linguistico che in questi anni finalmente si comincia a rivalutare, a diffondere, in particolare alle nuove generazioni. Perché? Perché noi siamo convinti che la lingua veneta sia un patrimonio importante, trasversale al di fuori della politica, un patrimonio che però unisce, che fa capire i veneti, soprattutto fin da giovani, che appartengono a una cultura, a un'identità, a un popolo e che hanno una storia, una tradizione e che questa storia è giusto recuperarla per guardare in avanti, quindi recuperare una lingua, una storia non in senso nostalgico ma guardando veramente al futuro. Quindi un concetto di cittadinanza che si va a unire con le nuove tecnologie ma anche con qualcosa di territoriale e tradizionale come può essere la lingua, giusto? E questo è il paradosso del giorno d'oggi, siamo nel 2010, alla fine ormai, in un'epoca tecnologica, però vediamo che più la gente si apre al mondo, più la società diventa globalizzata e più le persone hanno bisogno di ritrovare una propria identità, una propria dimensione territoriale. Quindi aprirsi al mondo, però aprirsi al mondo con la propria cultura e la propria storia. E questa è l'unione della globalizzazione con il locale. Io penso che le nuove tecnologie stanno in questo momento aiutando moltissimo, soprattutto i giovani veneti, a recuperare la propria storia, a trovare la propria lingua, a cominciare a scrivere in veneto, a leggere la propria storia, perché dobbiamo anche dirlo, nei programmi scolastici purtroppo storia, lingua e cultura veneta non trovano ancora l'adeguato spazio. I giovani lo possono trovare singolarmente anche grazie alle nuove tecnologie e internet in questo caso. Infatti all'interno del vostro sito c'è una nuova parte, una nuova sezione di interazione tecnologica, il blog, dicevi prima. Esatto, il blog è un settore nuovo del sito dedicato alla lingua veneta, dove quasi quotidianamente, quasi ogni giorno, vengono inseriti contenuti nuovi, contenuti che l'utente poi da casa può commentare, può interagire con noi anche proponendo soluzioni, idee e innovazioni. Quindi ecco l'utente che si avvicina all'istituzione Consiglio regionale, ma soprattutto che si avvicina alla propria lingua veneta. E ringraziamo il dottor Guiotto per la sua partecipazione e gli auguriamo buon lavoro. Grazie a voi. Grazie.